Non solo esercito, guardia di finanza e polizia locale a presidiare l'area del ghetto di Venezia, ora ci sono anche polizia di Stato e carabinieri. L'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha spinto il governo ad aumentare le misure di sicurezza, soprattutto nei punti sensibili. Sorvegliato speciale, il ghetto ebraico ormai sotto controllo rafforzato dal 7 ottobre 2023, giorno in cui Hamas ha scagliato l'attacco contro Israele. Nessun commento dalla comunità ebraica, il cui presidente Dario Calimani ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione, esasperato dalla situazione che dice si commenta da sola. Certo è, ha riferito, che è difficile continuare a vivere sotto presidio costante, trovarsi quotidianamente circondati da forze dell'ordine che se da un lato infondono senso di sicurezza, dall'altro la loro presenza fa intuire che la situazione è grave. Siamo assolutamente convinti che la diplomazia debba fare la sua parte prima di atti unilaterali a livello internazionale. Nessun luogo deve essere trascurato, a dirlo il prefetto di Venezia Darco Pellos. Porto e aeroporto sono al centro delle preoccupazioni anche in vista dell'arrivo della fiaccola paralimpica. Intanto si parla di disagi per chi viaggia da e per il Medio Oriente, diversi infatti voli annullati dal Marco Polo. Da quando è scoppiato il conflitto sono state cancellate 8 tratte sulle 18 previste settimanalmente su Israele, Doha e Emirati Arabi. Quello che adesso è doveroso fare è far sì che ovviamente si possano trovare le soluzioni nel più breve tempo possibile.